Benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Informazione e Vega Engineering con il patrocinio di IESIL sulle nuove modifiche apportate al testo unico sulla sicurezza del decreto legislativo 81. Quello che vedremo adesso appunto sono da un lato le modifiche che inizialmente erano state portate appunto dal decreto legge del maggio appunto 2023 e poi le ulteriori modifiche che la legge 85 del 2023 ha portato al decreto legge e che quindi adesso sono definitive e sono entrate appunto già in vigore e hanno modificato il decreto 81. Questa modifica, che se da un lato è una modifica di buon senso, perché chiaramente è legata alla valutazione dei rischi, potrà portare anche eventualmente un domani a contenziosi di natura giuridica eventualmente, ed ecco che quindi magari l'avvocato Rizzardi può illustrarci la sua opinione. Posso entrare in campo? Allora ti ringrazio, Esatto. Christian dell'Assist, perché quello che mi pare importante di questo aspetto della riforma è proprio la centralità del documento di valutazione dei rischi, che viene riconfermata, affermata nuovamente dal legislatore, associata alla funzione del medico competente. Potrà esserci l'ausilio di un consulente in veste di medico del lavoro che coadiuverà il datore di lavoro per valutare se sia necessario fare una sorveglianza sanitaria rispetto a rischi che fino all'altro ieri, fino a prima dell'entrata in vigore del decreto legge, non erano tabellati, non erano mappati e quindi non richiedevano la sorveglianza sanitaria. È sicuramente necessario ripensare la valutazione, dopodiché l'esito potrebbe anche essere confermato. Esattamente. Ma alla luce di questa novità normativa è opportuno che il datore di lavoro, l'RSIP e eventualmente anche il medico competente, se è già presente, sì, valutino la necessità eventualmente di prevedere la sorveglianza sanitaria anche in altri casi. Saluto tutti i partecipanti di questa terza edizione. Abbiamo fatto le prime 2 sold out, questa ha rischiato quasi di arrivare anche oltre i 1000 partecipanti, quindi vuol dire che il tema è di estremo interesse, ma non può essere che così dal momento che stiamo parlando del cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Quindi di nuovo un augurio e arrivederci a presto. grazie. Buona serata.